strage del bus, il procuratore Cherchi ha rivelato l'esito delle perizie. Accertata la rottura del perno sullo sterzo che ha fatto perdere il controllo del mezzo. La strage di Santo Stefano per un difetto di notifica salta l'udienza preliminare a carico di Angelica Utter, la donna che ha travolto e ucciso il piccolo Mattia, papà Marco e nonna Maria Grazia di Favaro, Veneto. Una notizia improvvisa che ha lasciato tutti senza parole, morta all'età di 70 anni la nota psicologa veneta Vera Slepoi. La nostra redazione l'aveva incontrata lo scorso 8 giugno. Degrado in via Piave a Mestre con una nuova triplice aggressione dove in soccorso delle vittime arriva lo youtuber romano da 1 milione di follower Simone Cicalone. Dopo l'ultimo naufragio di migranti morti in Calabria, il veneziano Beppe Caccia, attivista della nave Mare Ionio, fornisce dei dati che documentano una tragedia dalle proporzioni spaventose. Murano rischia di perdere l'unica pediatra di tutta l'isola. Interrogazione a Cafarsetti del gruppo consigliare pentastellato con la capogruppo Sara Visman e le sue proposte risolutive. Esodo e vacanze estive, cave, polizia stradale attrezzate. Ecco quali saranno le previste giornate da Bollino Rosso in direzione Trieste e in direzione Milano per il controesodo. Buonasera, bentrovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali la strage del bus a Mestre, perché si è chiusa la fase dell'inchiesta e oggi ci sono stati degli importanti aggiornamenti da parte del procuratore Bruno Cherchi. Accertata la rottura del perno sullo sterzo che ha fatto perdere il controllo del mezzo. Partiamo da qui. Dall'analisi che hanno fatto i tecnici risulta la rottura del giunto e quindi del sistema che appunto apporta il movimento dallo sterzo fino alle ruote. Questa rottura è legata alla rottura di un perno che all'interno del sistema collega il giunto. Sicuramente la rottura del giunto ha una causalità, sembrerebbe allo stato, con la situazione di difficile o di ingovernabilità del mezzo. A qualche mese dal deposito delle perizie e all'indomani del dissequestro del cavalcavia superiore alla presenza del superperito Migliorino, la procura ha reso noti i primi esiti sull'incidente che ha provocato la strage lo scorso 3 ottobre, quando il bus è precipitato provocando la morte di 22 persone. Si tratterebbe dunque di una rottura meccanica che avrebbe reso il mezzo ingovernabile, provocandone lo sbandamento verso destra. Già alcuni giorni dopo l'incidente un ex dipendente della linea aveva denunciato ai nostri microfoni come questi mezzi presentassero problemi allo sterzo. Presenta delle anomalie magari sullo sterzo, ovvero nel girare non è come un mezzo a gasolio che quindi ha un'ampia sterzata. Si fa fatica. L'altra consulenza resa nota è quella che riguarda le barriere definite vetuste e inadeguate. Il consulente ha evidenziato che quelle barriere erano malorate. Adesso si tratterà di capire e di vedere se questo è direttamente collegato alla fuoriuscita del mezzo oppure no. Escluso già da tempo un malore dell'autista, Cherchi oggi ha confermato come Alberto Rizzotto non fosse al cellulare. È stato fatto analizzare il cellulare dell'autista e non risulta che l'autista lo abbia aperto nel periodo dalla partenza al momento dell'impatto. Il quadro degli indagati resta lo stesso, i 3 dirigenti comunali e l'amministratore delegato della linea. Abbiamo anche tutte le altre attività che erano state fatte nell'immediatezza e quindi la ricostruzione fattuale della polizia giudiziaria, quindi i controlli sul posto, le tracce di frenata, tutte queste attività. Va tutto messo a sistema poi da un punto di vista giuridico e quindi questa è l'attività che verrà fatta d'ora in poi. Una tragedia che difficilmente si dimenticherà, momenti drammatici che in qualche modo sono stati rivissuti da chi in questi mesi ha indagato. Per questo il procuratore ha lanciato un messaggio alla stampa. La telecamera del mezzo ha ripreso i momenti dell'impatto e quindi i momenti in cui in qualche maniera si è capito, perché poi non tutti neanche l'avevano capito perché molti stavano sonnecchiando eccetera, che il mezzo stava cadendo. Quindi è un video terribile che coinvolge anche i minori e di cui abbiamo segnalato la necessità di non pubblicazione. Sono sicuro che la stampa sul punto sarà adeguata a questa richiesta anche qualora dovesse venire in possesso
del filmato, che naturalmente è stato depositato come tutto il resto a tutti i difensori, a tutte le parti. E veniamo a un altro fatto di cronaca eclatante, la strage di Santo Stefano di Cadore poco meno di un anno fa. Per un difetto di notifica è saltata stamane in tribunale a Belluno l'udienza preliminare a carico di Angelica Utter, la donna che ha travolto e ucciso, lo ricorderete, il piccolo Mattia, il papà Marco e la nonna Maria Grazia di Favaro Veneto. C'è però la partita dei risarcimenti che in questa fase ha un preciso peso processuale. Ho depositato tutte le quietanze che attestano che la compagnia assicurativa ha risarcito il danno a tutti i prossimi congiunti delle persone offese. Un ammontare complessivo di poco superiore ai 3 milioni di euro. Risulta liquidato con tutte le autorizzazioni del giudice tutelare per il risarcimento ai minori. Ammonta a oltre 3 milioni di euro il risarcimento che l'assicurazione di Angelica Utter ha riconosciuto ai familiari delle vittime della strage di Santo Stefano di Cadore. A confermarlo, fuori dall'aula in tribunale a Belluno, l'avvocato di parte civile Alberto Berardi. Questo potrebbe avere delle conseguenze sul destino processuale della 33enne tedesca, accusata di omicidio stradale plurimo. Era il 6 luglio dell'anno scorso quando in via Udine l'Audi della donna piombò su Marco e Mattia Antoniello, papà e figlioletto, e su Maria Grazia Zuin, la nonna, non lasciando loro scampo. Il giudice che deciderà delle sorti dell'imputata potrebbe riconoscere la circostanza attenuante dell'articolo 62 numero 6, cioè l'intervenuto risarcimento del danno prima della celebrazione del processo. Circostanze ulteriormente l'avvocato della difesa Giuseppe Triolo. Indubbiamente è un attenuante, quindi fino a 1/3 della diminuzione della pena. Questa è la fotografia di una vicenda che processualmente è però ferma al palo. L'udienza preliminare fissata infatti in tribunale a Belluno è stata subito rinviata per un vizio di procedura, ovvero un difetto di notifica telematica dell'avviso di chiusura indagini. Anche per questo la Utter non era presente. La 33enne è in una struttura psichiatrica del Veronese e il suo legale resta sulla linea del vizio di mente, su cui sicuramente tornerà nel corso del processo. La mia personale convinzione è che la ragazza non fosse capace di intendere di volere al momento del fatto. E veniamo all'altra notizia di giornata, la scomparsa a 70 anni di Vera Slepoj, la psicologa Vera Slepoj. La nostra redazione l'aveva incontrata per un'intervista, forse fra le sue ultimissime, l'8 giugno scorso. I cittadini vivono un momento sociale molto complesso, che non è solo un problema legato all'economia. Noi puntiamo troppo e spesso al problema economico, che sicuramente ha la sua importanza, perché la qualità della vita si basa anche sull'economia, sui servizi che un paese riesce a fornire, ma nello stesso tempo c'è come una sorta di percezione che i problemi che toccano veramente le famiglie italiane o il singolo individuo non venga percepito, come ad esempio la situazione delle città, la qualità di vita delle città. La voce tranquilla, lo sguardo lucido, ci aveva accolto nella sua casa padovana Vera Slepoj per un'analisi delle ultime elezioni proposta durante la maratona elettorale dal direttore del gruppo Media Nord-Est Luigi Bacialli. L'analisi dei bisogni dei cittadini, lei era propria, non aveva mai temuto il confronto, spesso pungente. In questa occasione, ce lo aveva confessato, si era imposto a sobrietà. La sua voce libera è stata spenta all'improvviso, un malore se l'è portata via all'alba del primo giorno d'estate. Si trovava proprio a Padova. La corsa dei sanitari del 118 è stata vana. 70 anni compiuti lo scorso 3 maggio, Vera Slepoj era originaria di Portogruaro, nel Veneziano. A Padova si era laureata nel 1977 con una tesi sulla devianza e i meccanismi di controllo di una società attuale. Psicologa e psicoterapeuta, Vera Slepoj ha insegnato all'Università di Siena, è stata presidente della Federazione Italiana degli Psicologi.
Numerose le sue pubblicazioni. Consigliere del Ministro delle Comunicazioni dal 2002 al 2006, a Padova era stata assessore alla cultura, musei e servizi sociali della provincia dal 1999 al 2004. Disincantato lo sguardo sulla politica attuale, spiegato nella sua ultima intervista, che suona come un suo lascito. È interessante il concetto di qui e ora, cioè facciamo le cose che ci riguardano adesso in questo momento, però si sa molto bene che c'è i progetti, cioè organizzare e gestire un paese, quindi una comunità ampia che è uno Stato, vuol dire che tu devi avere una visione a lungo termine, mentre si lavora, come ha detto lei, sulla risoluzione momentanea del problema, cioè chiudo un buco, ne apro un altro, non mi propongo il programma, anche perché molto spesso nel passato sono stati scelte di governi che hanno vacillato, che non avevano una durata certa. Questa visione anche del tempo in cui rimane un soggetto in carica o più soggetti in carica richiederebbe una grande riflessione, però c'è la paura che poi ci si innamori del potere e che ci sia troppo potere nelle mani di un singolo, quindi mentre in realtà quel singolo il potere ce l'ha sicuramente già. La cronaca cittadina, degrado in via Piave a Mestre con una nuova triplice aggressione, dove in soccorso delle vittime è arrivato anche lo youtuber romano da 1 milione di follower Simone Cicalone, ma ci racconta tutto Anna Maria Parisi. Chi è che t'ha menato, fratello? Che sto male, ma non può riparare. Dai, vediamo noi. Cicalone! T'ha picchiato 2 donne! Sto pezzo di testa! Cicalone! Cosa fai adesso, eh? E adesso che fai? Piano, Che fai? Simone Cicalone, youtuber da 1 milione di follower, nonché ex campione di kickboxing e pugilato che con i suoi video dal titolo Scuola di botte ha fatto arrestare diversi criminali, sorpreso l'altra sera lungo via Piave a Mestre proprio dopo una triplice aggressione di cui lui stesso riporta su TikTok. 2 donne! 2 donne hai picchiato! Io non posso dare le mani perché vado in galera, capito? Non di galera, non di galera io. Romano, amico della veneziana Monica Poli, per tutti Lady Pickpocket, i due raccontano con i rispettivi video dei volti di delinquenti e borseggiatori, smascherandone l'identità e l'inaudita violenza generata tra degrado e insicurezza lungo le strade mestrine e le calli veneziane. Dopo l'ultimo naufragio di migranti morti e dispersi in mare in Calabria, il veneziano Beppe Caccia, attivista della nave Mare Ionio, fornisce dei dati che documentano una tragedia dalle proporzioni spaventose. Lorenzo Maier. Un dramma di morte senza fine dopo l'ultimo tragico naufragio in Calabria, dove sono stati recuperati corpi anche di bambini. Il veneziano Beppe Caccia, portavoce dell'organizzazione non governativa Mediterranean Saving Humans e della nave umanitaria Mare Ionio, fornisce dei numeri che fanno riflettere. Dall'inizio di quest'anno la situazione umanitaria nel Mediterraneo centrale continua ad essere drammatica. Più di 750 persone hanno perso la vita dal 1 gennaio, secondo i dati ufficiali delle Nazioni Unite, ma di sicuro sono molte di più, perché tanti sono stati purtroppo i naufragi fantasma, ovvero quelle tragedie di cui neppure si riesce ad avere notizia. Quanto successo in Calabria poche ore fa aveva già avuto molti altri tragici presagi. Per esempio, racconta: soltanto grazie all'attività di osservazione aerea dei velivoli civili come Seabird e all'intervento delle navi umanitarie come la Ocean Viking e la Geo Barents in particolare, che hanno individuato e raccolto al largo delle coste della Libia i corpi di 12 persone in avanzato stato di decomposizione e li hanno sbarcati nei giorni scorsi in Italia nella speranza di dare loro una degna sepoltura. Torniamo in Laguna, a Murano che rischia di perdere l'unica pediatra di tutta l'isola. Per questo c'è un'interrogazione a Cafarsetti.
Adesso abbiamo il problema del pediatra. Cosa è successo? Che gli unici spazi, l'unico ambulatorio pediatrico dove una dottoressa che volontariamente è andata in pensione volontariamente da questo servizio agli abitanti di Murano è stata sfrattata. Murano rischia di perdere la sua unica pediatra sotto sfratto dall'ambulatorio dove presta assistenza. Per scacciare l'incubo della mancata presenza dell'unico specialista per l'infanzia dell'isola, il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle veneziano ha presentato un'interrogazione urgente al sindaco Luigi Brugnaro e all'assessore di reparto Simone Venturini. Cosa succede ora? Che non ha più gli spazi per poter operare. Ha fatto delle richieste all'amministrazione e anche all'USL, però per adesso non è stato percorribile nessuno di questi due eventualità. Puntuale la replica di Cafarsetti con l'assessore Paola Mar. La richiesta è di una pediatra in pensione che svolge non servizio pubblico ma attività professionale, quindi se noi inducessimo questa spirale qualsiasi medico potrebbe chiederci gratuitamente o a canone calmierato un servizio per svolgere attività personale con una chiarissima distorsione del mercato. Inutile sostenere che la pediatra in questione svolga l'attività di specialista in libera professione, sì, ma a titolo volontario, in quanto già in pensione, con l'onorario percepito che serve a coprire i costi di affitto e tasse. Il Comune dovrebbe farsi parte attiva della questione, ponendosi come ponte tra la ULSS 3 e la comunità, così il gruppo consigliare pentastellato. Noi più che altro chiediamo proprio al Comune di non essere passivo, però eventualmente anche ad andare in qualche modo a battere i pugni all'ULSS 3 che ha delle proprietà, proprio ha dei ambulatori in Corte Pietro Bigaglia a Murano. Parliamo adesso di traffico, di vacanze, di esodo e contro esodo. Ecco le giornate da Bollino Rosso, sempre Parisi. Esodo estivo alle porte con CAV, concessione autostradale venete, che fornisce i dati delle vetture che transiteranno nelle giornate clou, ovvero 5.000 veicoli all'ora per carreggiata lungo il passante di Mestre, la tangenziale e il raccordo. Strade monitorate da sempre anche dagli agenti della Polstrada del Veneto. Attenzionate speciali perché da Bollino Rosso le giornate del 26 e 27 luglio, 2 e 3 agosto e ancora 9 e 10 agosto in direzione Trieste. Strade con il raccordo aeroportuale che normalmente possono ricevere un transito di 1.000-1.200 veicoli l'ora e non di più, e che invece riceveranno un transito maggiore pari a 5 volte tanto, con fenomeni di coda e rallentamenti, ma stavolta in direzione Milano per il controesodo previsto nel fine settimana del 17 e 18 agosto e ancora 25 e 26 agosto. Traffico intenso segnalato anche nei prossimi fine settimana con previsione di sole. Di seguito i suggerimenti e le regole per un viaggio sicuro della Polstrada. Se siamo stati costretti a fermarci in corsia di emergenza e abbiamo necessità di intervenire, far intervenire i soccorsi, dobbiamo scendere dal veicolo, dal lato del passeggero, indossando il kit fluorescente, dobbiamo attivare le 4 frecce, dobbiamo mettere le ruote del nostro veicolo sterzate verso l'esterno della carreggiata ed ancora azionare il freno di stazionamento, il freno a mano. CAV inoltre anche quest'anno ripropone l'iniziativa di guida sicura che prevede dal 20 luglio al 18 agosto tra mezzanotte e le 5 di ogni sabato e domenica più il giorno di Ferragosto l'offerta di un caffè gratis ai viaggiatori che sceglieranno di effettuare una sosta nelle aree di servizio di Arino Est e Arino Ovest. L'ex segretario e aiutante particolare di Papa Luciani, Monsignor Ettore Fornezza, festeggia i suoi primi 50 anni di sacerdozio. Per 9 anni è stato segretario e assistente particolare del beato Albino Luciani, già patriarca di Venezia, poi il Papa del Sorriso Giovanni Paolo I. Don Ettore Fornezza festeggia domani i 50 anni di ordinazione sacerdotale
avvenuta il 22 giugno 1974. Domani Don Ettore presiederà alle ore 11 l'Eucaristia nella chiesa di San Rocco a Venezia, domenica alle 12:15 a San Marcuola, poi il 29 giugno alle ore 18 nella chiesa di San Michele a Marghera, infine l'11 agosto a Ghisè, località Cencenighe Gordino, nell'oasi che porta il nome di Papa Luciani. Sono stati positivi quasi tutti e qualche momento difficile. Positivi quando ho iniziato il mio servizio, prima di tutto a Papa Luciani, che sono stato segretario per 9 anni e aiutante personale di lui. E durante anche questo servizio io ero a San Canciano e avevo l'oratorio, il patronato, che da 5 ragazzi che erano appena arrivati, quando sono andato via erano 150. Don Ettore Fornezza ha ricevuto a sorpresa la visita del sindaco Luigi Brugnaro, che gli ha portato in dono un leone d'oro in vetro di Murano, nominandolo cittadino onorario veneziano come ringraziamento per i 50 anni di servizio pastorale e al territorio. Per il futuro io ho il progetto ancora di continuare a vivere non soltanto una volta d'estate all'Oasi Papa Luciani, ma che sia un'oasi che possano tutti passare. Parliamo di mostra del cinema, abbiamo già delle chicche grazie al nostro Lorenzo Maier. L'oro di Napoli, uno dei capolavori del grande Vittorio De Sica del 1954, nella sua versione restaurata da Filmauro di Aurelio De Laurentiis e da Cinecittà, sarà il film di preapertura alla 81esima Mostra del Cinema di Venezia. Verrà proiettato martedì 27 agosto in Sala d'Arsenal Lido alla vigilia dell'inaugurazione. Il direttore del festival, Roberto Barbera, ha voluto così rendere omaggio al regista a 50 anni dalla morte e fare il punto sui lavori in corso. Il Leone d'Oro alla carriera, il primo per adesso deciso è quello da Peter Weir, grandissimo autore che ha fatto pochi film ma tutti straordinari, e naturalmente verrà a ritirare il premio e sarà un bel ritorno di un autore che è stato un pochettino dimenticato negli ultimi anni. Selezione dei film e composizione delle varie giurie, questi i dossier più urgenti sul tavolo del direttore dopo lo sciopero dello scorso anno di divi e registi. Ci saranno meno film dagli studios, questo non vuol dire che non ci saranno film americani, perché ci sono molte produzioni indipendenti, anche consistenti, anche di grande peso, che comunque hanno potuto recuperare il tempo perso, quindi anche quest'anno ci saranno numerosi film americani e credo di grande interesse, di grande qualità. E il cinema italiano, così da queste prime battute, che momento sta attraversando? Il cinema italiano è rimasto un po' bloccato, come sapete, dal ritardo della pubblicazione dei decreti relativi al tax credit e ai finanziamenti pubblici destinati al cinema nazionale, quindi ci sono sicuramente meno film del solito. I grandi autori che hanno lavorato, che hanno tutti prodotto film lo scorso anno, quest'anno naturalmente stanno preparando il nuovo film, quindi, però non vuol dire che non ci saranno film italiani e non vuol dire che non ci saranno film nazionali di qualità. Da Venezia è tutto, buona serata.